Siamo con Andrea Colasio, candidato sindaco con Scelta Civica, e appunto lei è all'incontro dei commercianti del centro storico, ha sentito le loro istanze e cosa risponde? Beh, innanzitutto mi pare doveroso e giusto essere qui ad ascoltare le proposte dei commercianti, che sono dei cittadini che hanno un ruolo importante, rendono vivo il nostro centro storico. Ogni volta che un negozio chiude, la nostra città si impoverisce commercialmente e culturalmente, perché un centro storico degradato è una cosa triste e orribile. Io ho detto una cosa agli associazioni del centro commercianti del centro storico, ho detto che è evidente che dobbiamo avere una strategia unitaria. Il centro storico come centro commerciale naturale è una ricchezza di questa città, lo è sempre stato storicamente nei secoli, sin da quando venne costruito il Palazzo della Ragione, che era un grande centro, un mercato di panni. Bene, il problema qual è? Il problema è molto semplice, bisogna cominciare a pensare a creare condizioni per cui i cittadini possano accedere meglio al centro storico. Hanno posto il problema del parcheggio di Via Prandina, è un problema nodale, ma soprattutto mi pare che sia stata apprezzata un'idea: vanno riqualificate le vie del centro, pensavo al Cinema Concordia, al Cinema Artino, che devono diventare spazi culturali in grado di attrarre turisti, ma quello che è importante è una politica delle grandi mostre, dei grandi eventi. I 345.000 turisti che sono venuti a vedere le grandi mostre, i commercianti hanno detto: li abbiamo sentiti, avevamo la coda. Allora il problema è sicurezza da un lato, ok, ma al tempo stesso grande capacità di creare condizioni per cui un turista culturale ricco di soldi possa accedere alla nostra città. Io penso che di questo hanno bisogno i nostri commercianti, nuove opportunità commerciali, anche perché, lo dico con chiarezza, questo sistema di botteghe è una grande risorsa per la nostra città e per il Made in Italy. Noi parliamo spesso del Made in Italy, bene, sono loro i veri vettori promozionali del Made in Italy, come dire, bello, commercio, Made in Italy, sicurezza, sono i grandi punti che si sono affrontati questa sera e sui quali vi è il mio totale e assoluto sostegno.